Ciao a te. Allora, il presidente dell'Interforze, Navigaglio Quinotto, vuole salutarvi tutti quanti, quindi ha due parole per questa gara che si deve fare. Intanto, buonasera a tutti quanti, speriamo che questa serata sia di gradimento di tutti voi. Queste attività rientrano fra quelle che stiamo svolgendo come Associazione Pensionati Interforze, che appunto abbiamo anche attività di natura culturale come questa. Sappiamo che queste canzoni, questo tipo di musica sono molto gradite, infatti vedo che la sala è abbastanza piena, anche se non colma, stracolma, comunque c'è un bel po' di gente, un bel numero di persone, quindi evidentemente sono di gradimento e questo ci fa piacere di poter offrire qualche cosa di interessante, di piacevole per tutti voi. Io ringrazio il fisarmonicista, signor doppio Gino Farina, scusate, a una certa età si perde un po' il cervello, quindi signor Gino Farina, e il chitarrista signor Costantino Doppio, che è il cantante. Io purtroppo devo andare via perché ho un problema di famiglia, per cui non più tardi delle 7:30 devo essere a casa. Mi scade la licenza, il permesso di uscita mi scade, quindi devo essere a casa. Comunque, appunto, a voi tutti auguro una bella serata e in particolare faccio i miei migliori auguri al fisarmonicista, al chitarrista, al cantante e a tutti quanti. A tutti voi anche buone feste e buon Natale.
Innanzitutto la più cordiale buonasera a voi, vedo che siete tanti, numerosi, mi fa piacere questo perché ultimamente nel canto sardo sta iniziando a diminuire un pochettino il pubblico, quindi ce ne vorrebbe di più per sostenere questi due giovani grandi artisti che sono di qua. Però mi fa piacere vedervi tutti quanti qua insieme stasera per questa bellissima serata. Innanzitutto vorrei ringraziare anche il comitato organizzatore dell'Interforce, come stavo dicendo, il signor Irranca, gli facciamo un applauso. E a tutti voi che siete qua presenti stasera per ascoltare a noi, ascoltare gli artisti qua. Innanzitutto inizio a presentarvi Manuele Bazzoni da Usini, richiesto in tutta la Sardegna, un grandissimo artista. E un altro suo paesano, Marco Manca, stesso anche lui di Usini. Alla fisarmonica di Bonorpa, ma risiede qua ad Alghero, Gino Farini. Alla chitarra Costantino Doppio di Ormelo. Inizieranno con un bellissimo Canti il Re, stasera l'onore di aprire la serata qua ad Alghero a Emanuele Bazzoni.
Aiutala che sono.
tutti voi che siete venuti qua stasera ad ascoltarci, e questo è veramente, veramente bello, è la prova che il canto a chitarra e la nostra tradizione ancora non è morta, quindi fatevi un applauso voi stessi. Ora, questa disperata iscritta nell'Urese, una disperata cantata per tanti anni dal grandioso Cichetto Manuri. Ci tengo in particolar modo a dedicarla al nonno, ma a tutti voi, tutti gli amanti cultori di questo bel canto. Dopo la disperata ci sarà un canto in re, e siccome ho visto tanti amici del canto a chitarra, tante persone valide, musicisti e cantanti, e per fare il re finale vorrei invitare insomma tutti coloro che sono venuti qua stasera. Ho visto Antonello Senes, l'amico Don Leopoldo alla fisarmonica e Antonello Culina alla chitarra. Facciamo un re tutti insieme, siete d'accordo? Ok, quindi sarà.
l'ordito